Io sto trovando un grande apprezzamento, ecco, per il fatto che ho trovato la determinazione di stare tra la gente e l'umiltà di ascoltare le persone. Quindi da un lato c'è questo tipo di umiltà da parte mia, no? Cioè l'umiltà di ascoltarle, no? Quindi la politica che scende in piazza. Union Camere Veneto ci dice che la ripresa occupazionale riparte proprio dalla provincia di Padova, cioè ci sono piccole e medie aziende che si sta smuovendo. In più noi abbiamo la determinazione di prendere il buono della riforma di Renzi e attuare per il Veneto un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione anche femminile, perché uno dei temi, sì, sono i giovani, ma l'altro grande dramma, mi sono confrontata anche stamattina, sono i cinquantenni che perdono il lavoro, le donne che perdono il lavoro e fanno fatica di essere ricollocate. Quindi un progetto molto importante per le politiche attive sul lavoro, cioè aiutare le persone a ricollocarsi nel mondo del lavoro, e poi prevedere forti sgravi anche fiscali per le aziende che reinvestono il capitale in innovazione. Ultima cosa, che secondo me però è una delle prime cose che io farò da Presidente della Regione Veneto, è una forte politica di sburocratizzazione della macchina regionale, perché la burocrazia